Liliana chiamava l'amante Sterpin, ha affidato l'incarico all'ingegner Nicola Chemello per recuperare dati su conversazioni e spostamenti. Girava il mondo in Vespa il 70enne Mario Pecorari, morto ieri sera nell'incidente in piazza Volontari Giuliani. Non si può escludere un malore all'origine dello schianto. Scatta la disinfestazione a Trieste dopo un caso di dengue. Alle 19 al lavoro i tecnici per garantire la sicurezza dell'area, dalle vie Fabio Severo e Coroneo al giardino pubblico. Sindacati, operatori e opposizione in piazza contro la privatizzazione dell'asilo nido di Roiano e degli altri servizi educativi comunali. Gli asili restino pubblici. Forti disagi al traffico per la chiusura in discesa di via Cordaroli dallo stop con via Commerciale a causa di una grossa buca apertasi nell'asfalto. L'atletismo di Justin Reyes, il tiro di Filoi e la panchina lunga, ecco 3 chiavi per battere Cantù nella serie di finale e riconquistare la A1. Solidarietà, un gruppo di studenti del MIBA ha lanciato una raccolta di fondi per la comunità di San Martino al Campo che si occupa di persone meno fortunate. Buonasera dal telegiornale di Tele4, indagini sul cellulare con cui Liliana Resinovic chiamava l'amante Sterpin. Ha affidato l'incarico all'ingegner Nicola Chemello per recuperare dati su conversazioni e spostamenti. Vediamo il nostro primo servizio di Gianluca Paladini. Nuove indagini sul traffico telefonico di uno dei 2 cellulari di Liliana Resinovic. Oggi la Procura di Trieste ha confermato l'incarico all'ingegner Nicola Chemello, che già aveva analizzato il materiale della prima fase delle investigazioni antecedente alla richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero Maddalena Kergia. Per gli avvocati della famiglia della 63enne, il consulente è l'informatico Francesco Zorzi. Questa volta nel mirino del perito della Procura un telefono in particolare, forse proprio quello con cui Liliana contattava Claudio Sterpin. La richiesta di un approfondimento su ciò che è successo a livello telefonico il 14 dicembre 2021, giorno della scomparsa della 63enne di via Verrocchio, era stata fatta dalla famiglia Resinovic e oggi formalmente la Procura ha deciso di proseguire con le investigazioni sul telefono di Liliana. La chiave del giallo, più chiacchierato d'Italia, è tutta lì. Quando la 63enne uscì di casa quel giorno, cosa successe? Perché tornare a far luce sul traffico telefonico del 14 dicembre? Secondo quello che filtra, sarebbero emersi elementi nuovi meritevoli di specifico approfondimento, un supplemento di indagine che di fatto non rientra nei famosi 25 punti enunciati dal GIP Luigi Dainotti. Oggi invece, contemporaneamente al conferimento dell'incarico all'ingegner Chemello, è avvenuto anche un incontro a Milano tra i consulenti di parte e della Procura che stanno analizzando i dati dell'autopsia sul corpo di Liliana. Passi avanti per arrivare a una verità che dia le agognate risposte ai tanti dubbi emersi sul caso Resinovic. In Palazzo di Giustizia e tra gli avvocati coinvolti vige il massimo riservo. Era un appassionato della Vespa e dei viaggi in tutto il mondo. Il 70enne Mario Pecorari, morto ieri pomeriggio in un incidente in sella alla 2 ruote in piazza Volontari Giuliani. Con la moglie Sandra gestiva anche un blog dedicato proprio a questo tipo di escursioni. Vediamo. È morto sotto gli occhi della moglie, proprio in sella all'amata Vespa, vera e propria passione condivisa dalla coppia, oltre che mezzo per viaggiare in tutto il mondo. Il 70enne triestino Mario Pecorari è rimasto vittima di un incidente ieri pomeriggio in piazza Volontari Giuliani. Lui e la moglie Sandra erano reduci da un raduno vespistico sull'altipiano e avevano appena lasciato nel loro garage i mezzi d'epoca per rientrare a casa con quelli più moderni, quando l'uomo ha improvvisamente perso il controllo del mezzo andando a sbattere prima contro un palo dell'illuminazione pubblica e poi contro i cassonetti a lato strada. Rapido l'intervento dei sanitari del 118 che hanno tentato di rianimarlo sul posto, purtroppo inutilmente. Sotto shock la moglie che seguiva il marito a poca distanza a bordo del suo scooter. Pensionato dell'ex Grandi Motori, Mario Pecorari aveva girato tutto il mondo in Vespa insieme alla compagna, con la quale aveva anche allestito un sito internet Mario e Sandra in viaggio per raccontare tutte le esperienze in sella alla 2 ruote. Era anche autore di alcuni libri di viaggio che promuoveva anche attraverso il web, come quello intitolato Vespeggiando in Sud America ai confini del mondo con una Vespa PX. Vasto il cordoglio di amici e vespisti sui social, a cominciare da Roberto Rusic, il presidente del Vespa Club Trieste e Gatti Randagi, di cui Pecorari faceva parte, fino ad esserne considerato un vero e proprio pilastro. Terremo sempre con noi, come ricordo, scrivono i soci, i tuoi aneddoti, i racconti delle tue tante avventure
valore riportati sempre con fierezza, orgoglio e una passione unica. Anche il club Oviduri, promotore del raduno di ieri, ha postato un saluto a Mario e un abbraccio alla moglie Sandra. Nella serata di oggi dalle 19 un'area di intervento che si estende da via Catullo fino al giardino pubblico dei Tommasini per un raggio di circa 200 metri è interessata da misure preventive di disinfestazione a seguito dell'accertamento da parte della SUGI di un caso di dengue. Divieto di transito quindi per tutti i veicoli dalle 19:30 fino alle 22:30 nelle seguenti vie: via Catullo, Tibullo, vicolo Ospitale Militare, Fabio Severo, Papignano del Coroneo, Stoppani del Ronco, Pietro Nobile, Alessandro Volta, Guglielmo Marconi, Carpison e San Francesco d'Assisi. Durante il trattamento della disinfestazione bisogna restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d'aria, tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili, ciotole e abbeveratoi con teli di plastica. Prima del trattamento bisogna raccogliere la verdura e la frutta presente negli orti o proteggere le piante con teli di plastica in modo ermetico. In seguito al trattamento si raccomanda anche di procedere con uso di guanti lavabili o a perdere alla pulizia di mobili, suppellettili e giochi per bambini lasciati all'esterno che siano stati esposti al trattamento. In caso di contatto accidentale col prodotto insetticida, lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone. Poi nelle prossime settimane sarà necessario attenersi a quanto prescritto dagli addetti alle attività di rimozione dei focolai larvali per evitare che gli stessi si riformino, quindi non abbandonare contenitori nei quali possa raccogliersi l'acqua piovana, evitare qualsiasi tipo di raccolta d'acqua, chiudere i contenitori esterni con reti a zanzariera oppure a coperchio, a tenuta o a svuotarli almeno una volta alla settimana. Queste alcune delle prescrizioni diramate oggi dalla SUGI. Un centinaio di persone in piazza hanno manifestato nel tardo pomeriggio con slogan e striscioni per dire no alla privatizzazione del nido di Roiano, il nuovo nido di Roiano, ma anche di tutti i servizi educativi del comune. Vediamo com'è andata. Per noi questa è la linea del Piave. Superata questa, se dovesse passare e andare in porto, noi temiamo che entro brevissimo tempo tutte le strutture educative del Comune di Trieste verranno date in concessione o in appalto. No alla privatizzazione del nuovo asilo di Roiano, ma a partire da questo anche di tutti i servizi educativi comunali. Sindacati e cittadini sono tornati in piazza per portare avanti la protesta, supportata anche da una petizione che ha già raccolto oltre 6.000 firme. Abbiamo dalla nostra parte appunto anche la popolazione della città di Trieste che sta firmando la nostra petizione, quindi insomma ecco, stiamo procedendo. Non è solo il nido di Roiano, già sarebbe grave, è che questa è la linea tracciata per privatizzare tutti i servizi educativi. Alla manifestazione di CGIL, CISL, UIL, CISAL e UGL erano presenti anche educatori e famiglie con bambini, oltre a un nutrito gruppo di esponenti dei partiti di opposizione, contrariati sindacati e politici anche per la decisione della Presidenza del Consiglio di convocare l'odierna seduta non in presenza ma da remoto. Crediamo che l'amministrazione incominci a temerci un po', tant'è che oggi hanno scelto di fare il Consiglio Comunale online per non vederci in faccia forse. D'altra parte noi abbiamo raccolto già 6.000 firme e 5 circoscrizioni su 7 hanno votato contro a questo provvedimento. Sull'annuncio della Giunta di voler dare in gestione a privati il nuovo nido, i sindacati non arretrano e sono pronti a nuove manifestazioni di protesta. La protesta continua, a breve ci sarà un ulteriore stato d'agitazione per sancire il nostro effettivo no a questa scellerata scelta della politica e dell'amministrazione comunale. Ancora proteste, forse la giunta regionale ha paura per le elezioni imminenti e così ha fatto saltare l'audizione sulla cabinovia. Non usano mezzi termini i politici di opposizione e i membri del comitato No Ovovia nel rimarcare il loro disappunto per l'appuntamento saltato in Consiglio regionale, motivo per cui si è svolta una conferenza stampa sotto la sede di Piazza Oberdan. Vediamo.
Avevamo chiesto il 20 febbraio un'audizione del comitato scientifico a supporto del comitato stesso, ma anche degli uffici regionali che in questo momento stanno portando avanti la procedura di vinca e degli assessori competenti. Ci sarebbero in teoria stati 13 giorni per convocare l'audizione, 13 giorni lavorativi che erano passati l'8 marzo, quindi sono passati altri 80 giorni. La commissione era finalmente stata ipotizzata per il prossimo mercoledì 29, era già comparsa nel calendario dei lavori del Consiglio, peccato che sia stata cancellata la scorsa settimana per presunti impegni dell'assessore competente, ma non è stata neanche predisposta una nuova data. Ecco, a noi pare che invece la Giunta Federica non abbia voglia di parlare di Evovia sotto elezioni, perché sa benissimo essere un tema divisivo e su cui molte persone della loro parte politica sono fortemente contrarie. Era già successo nella campagna per le regionali. Noi denunciamo questo come un grave atto di mancanza di rispetto nei confronti delle consigliere e dei consiglieri che non possono esercitare il loro ruolo politico, ma anche e soprattutto della cittadinanza nelle sue forme organizzate, che viene costantemente tenuta fuori dalle istituzioni che dovrebbero invece fare le politiche insieme alle persone. Confidiamo che l'amministrazione regionale ci ripensi, perché perdere l'occasione di un confronto è una perdita per entrambi, per la Commissione e per noi, perché sono momenti importanti per la democrazia in generale, ma anche per approfondire aspetti che non sempre trovano puntuale riscontro nei documenti. Poi noi abbiamo già presentato un ulteriori 10 documenti agli uffici regionali che stanno istruendo le richieste del Comune per le compensazioni e mercoledì ne daremo conto pubblicamente, poi probabilmente con alcune novità molto rilevanti e per le quali vi invito a essere presenti perché non sono di poco conto. A causa di una grossa buca nell'asfalto apertasi all'incrocio fra via Cordaroli e via Commerciale, la piccola via che collega la zona Roiano è stata chiusa nel tratto in discesa verso il popoloso rione cittadino. Code a tratti e problemi per immettersi sulla via Commerciale segnalati dai residenti in zona, e noi questa mattina siamo andati sul posto con il nostro Gianluca Paladin. Vediamo. Un buco proprio all'inizio o alla fine, dipende da dove si prende la via, di via Cordaroli. Guardate, un buco sull'asfalto anche abbastanza grande, il manto stradale ha ceduto sotto il peso dei tanti passaggi dei veicoli, credo, e si è prodotto questo buco che fa vedere anche appunto bene l'interno, è proprio collassato l'asfalto e si è ammucchiato sotto. E via Cordaroli è stata chiusa in ingresso, certo che però qua ci sono anche i frontisti che ovviamente devono poter tornare a casa e quindi si congestiona un po' il traffico in questa zona, soprattutto quando una persona deve passare, anche perché qualcuno, nonostante questo ingresso verso la discesa di via Cordaroli sia chiuso, passa lo stesso perché magari deve andare a casa sua. In realtà scendendo via Cordaroli, per intenderci e per capirci, si arriva a Roiano, quindi è una direttrice non fondamentale, però sicuramente importante per arrivare in tempi brevi da Roiano a via Commerciale. Vedete, le macchine devono fare molta attenzione prima di immettersi nella viabilità, perché insomma c'è un leggero restringimento della carreggiata a causa dei cartelli e dei pannelli messi dagli operai, logicamente un pochino c'è, ripetiamo, non è un disagio così importante da pregiudicare la viabilità, però insomma rallentamenti al traffico un pochino si segnalano. Torniamo alla politica e alla campagna elettorale per le europee che si sta concludendo in queste settimane. Allora, un flash mob per chiedere la riapertura alla libera circolazione di persone e merci. Oggi la lista Stati Uniti d'Europa ha sventolato in piazza della Borsa le foto dei passaporti in piena contestazione con la scelta appunto di sospendere il trattato di Schengen. Vediamo. Solo così possiamo risolvere il problema migratorio, solo così possiamo continuare ad avere un continente unito, solido. È già abbastanza intuibile dal nome della lista, Stati Uniti d'Europa, che l'argomento Schengen trovi una sensibilità particolare proprio da parte di candidati o persone vicine agli ideali della lista stessa. Il flash mob organizzato questa mattina in piazza della Borsa è stato un modo un po' diverso per affrontare una tematica che tocca da vicino il Friuli Venezia Giulia, con la sospensione del trattato di Schengen prorogata fino a dicembre, come da decisione presa pochi giorni fa. Le motivazioni che hanno portato a questa scelta sono da ricondurre in particolare all'allerta
allerta terrorismo che ha fatto alzare il livello di attenzione nei valichi di frontiera, gli stessi dove in regione passano sovente anche molti profughi che attraversano la rotta balcanica. Non passi indietro, hanno detto oggi dalla centrale piazza triestina, e i passaporti formato A4 sventolati oggi con la scritta "al passato grazie, al futuro sì", la dicono lunga circa le idee del gruppo. Assolutamente siamo contrari, come abbiamo testimoniato in questo flash mob, alla continua sospensione del trattato di Schengen, e come dicono i nostri cartelloni noi ringraziamo il passato, ma al futuro anche come lista diciamo grazie, quindi riapriamo i confini, favoriamo lo scambio di merci e persone. Una delle priorità della lista Azione Siamo Europei invece è quella di togliere il diritto di veto. Lo ha detto questa mattina il candidato della circoscrizione nord-est Mario Raffaelli in collegamento con noi a Sveglia Trieste. Vediamo. Togliere il diritto di veto, perché il diritto di veto da solo può bloccare le decisioni, basta un solo paese per farlo, nelle materie importanti. In altre materie c'è un voto ponderato, ma nelle materie importanti tipo gli esteri, tipo toglierlo. Secondo, quando ci sono delle necessità di non perdere tempo, perché l'Europa a 27 non è più l'Europa né a 7 né a 12 del passato. Mettere insieme 27 pareri è molto complicato e delle volte gli interessi sono talmente diversi che non si può fare. Bisogna riscoprire l'idea di cui si parla tante volte dell'Europa a più velocità o a cerchi concentrici. È possibile già oggi senza cambiare i trattati, perché c'è un articolo dei regolamenti attuali che prevede le cosiddette cooperazioni rafforzate, e quindi la possibilità che se almeno 9 paesi concordano su un certo obiettivo, quell'obiettivo possono portarlo avanti, ovviamente non obbligando gli altri a seguirli, ma hanno la libertà di farlo, e anche questo è un altro strumento da attivare. Quindi credo che il primo passo sia renderla più efficace, oltre che meno burocratica, eccetera, eccetera, per essere quel soggetto di cui c'è bisogno oggi. Se va avanti questa situazione dove guerre irrisolte, crisi economiche che continuano dal 2007, pandemie, e può anche succedere che se l'Europa non fa un passo avanti, non diventa più efficiente, non si integra maggiormente, non si dota di quelle cose che ho detto, possa tornare indietro a situazioni dove i meccanismi che abbiamo inventato per mantenerci in pace non bastano più. Ora ci dobbiamo fermare per una breve pausa pubblicitaria, restate con noi. 154 pneumatici raccolti fra sabato e domenica nei fondali di Barcola, Porticciolo del Cedas, da parte dei volontari di L'Altra Italia Ambiente, assieme ai sub di diversi circoli. Si tratta di rifiuti degli anni 70-80, ma anche degli anni 2000, che verranno interamente riciclati. Vediamo. A nessuno piace fare il bagno sapendo che sotto i propri piedi stazionano centinaia di pneumatici, e questa purtroppo è una triste realtà che riguarda Barcola, scoperta dopo le mareggiate dello scorso novembre. Ecco perché L'Altra Italia Ambiente nell'autunno dello scorso anno ha avviato una lunga campagna durata 25 immersioni per rimuovere i pneumatici dal fondo del mare. 154 quelli raccolti sabato 25 e domenica 26 maggio a opera del grandissimo e lodevole lavoro dei sub del Ghisleri, del sub Sì e ovviamente dell'Altra Italia Ambiente, come ha reso noto il referente Adriano Toffoli, supportati dal corpo dei pompieri volontari e da Bignami Sub per le ricariche delle bombole. Anche il comune di Trieste ha portato il proprio contributo. A disposizione dell'iniziativa erano presenti uomini e mezzi della Cegas APS Amga, che si è occupata dello smaltimento. I copertoni che sono stati recuperati sono databili agli anni 70 e 80, ma in realtà ne sono stati portati a galla anche alcuni degli anni 2000, segno di un'inciviltà da parte di taluni che si è protratta per decine di anni nonostante i larghi appelli al rispetto dell'ambiente veicolati con innumerevoli iniziative e reclami. Tutti i pneumatici che sono stati raccolti saranno riciclati. Ludovico Nicoletti e altri studenti del MIB di Trieste hanno voluto diffondere tramite proprio la nostra emittente l'appello per una campagna di raccolta fondi per la comunità di San Martino al Campo. C'è anche in allegato il link per poter accedere alla campagna di solidarietà gofund.me e B99E6A9, questa è appunto la possibilità, ma vi dice tutto, vi racconta tutto Gianluca Paladin.
Siamo al MIB di Trieste, il School of Management. Guardate quanta bella gioventù, studenti del MIB che presenteranno questa importante e bella iniziativa. Un'iniziativa, una campagna raccolta fondi per San Martino al Campo, ma adesso ci spiegheranno molto meglio loro. Grazie Gianluca e buongiorno a tutti. Sono qui a nome degli studenti del MIB School of Management e come puoi vedere questo gruppo è molto eterogeneo, è formato da studenti e studentesse provenienti da tutto quanto il mondo. Durante questa nostra permanenza nel nostro ultimo anno di studio abbiamo ricevuto dalla città veramente tanto amore e supporto e adesso abbiamo deciso di restituire un poco di quel supporto e di quel sostegno che la comunità ci ha dato e abbiamo deciso di organizzare una raccolta fondi online a favore della comunità di San Martino al Campo. Abbiamo aperto questa raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe dove è possibile collegarsi, effettuare una libera donazione in tutta quanta sicurezza, essendo sicuri che i fondi raccolti arriveranno direttamente sul conto corrente della comunità. Ci tengo a precisare, per chi non potesse collegarsi online e fare una donazione, è possibile anche andare direttamente in piazza Oberdan presso il Bar Tivoli ed effettuare la propria preziosa donazione anche in loco. E parallelamente a questa nostra iniziativa abbiamo anche organizzato una raccolta di vestiti e di generi di prima necessità, ma di questa interessante iniziativa te ne parlerà adesso la mia compagna di corso Nicoletta. Domani, dopodomani e giovedì presso l'Università di Trieste in sede centrale ci troverete per raccogliere appunto vestiti, principalmente vestiti da uomo di taglia media, L, cibo, possibilmente cibo non fatto in casa, cibo che non richieda refrigerazione, quindi cibo che possa essere conservato facilmente e beni di prima necessità che possono andare dai rasoi alla schiuma da barba, ai deodoranti. Quindi vi invitiamo a venire nei prossimi 3 giorni dalle 9 alle 12 nel porticato tra gli edifici C4 e C6 della sede centrale dell'università. Un'altra notizia, prima di passare allo sport, il Comune di Trieste ha sospeso i controlli di velocità effettuati con gli autovelox in applicazione di una sentenza della Corte di Cassazione che vieta l'utilizzo in tutta Italia di queste apparecchiature se non omologate, benché le apparecchiature siano state regolarmente approvate dai ministeri competenti. Lo rende noto il PD di Trieste che ha accolto con soddisfazione la decisione in linea con quanto già fatto dal Comune di Muggia. L'assessore comunale alla Polizia Locale Caterina De Gavardo in un provvedimento ricorda che il comando di polizia locale è in possesso di 2 autovelox e 2 telelaser regolarmente approvati rispettivamente dai ministeri delle infrastrutture e dei lavori pubblici. In attesa del pronunciamento della prefettura alla quale il comune si è rivolto il 2 maggio scorso per una valutazione se continuare a utilizzare le apparecchiature, l'utilizzo di queste stesse sono state per il momento sospese. Nelle scorse settimane, come già detto, anche il comune di Muggia aveva sospeso l'impiego di autovelox per la stessa ragione, quindi si attende la pronuncia della prefettura. Questa sera al Caffè dello Sport alle 21:10 ospiti di Marco Stabile ci saranno Giancarlo Ferrero, ala della Pallacanestro Trieste, poi Roberto De Grassi, caposport del Piccolo, Marco Carra, capitano storico della Pallacanestro Trieste e Francesco Freni, giornalista di Sport in the City. Successivamente 2 esponenti della Pallanuoto Trieste, Ray Petronio, attaccante, e Andrea Brazzatti, DG. Questi gli ospiti, ma inizierà martedì 4 giugno a Desio la serie finale di finale promozione fra Pallacanestro Cantù e Pallacanestro Trieste, il punto sull'avversaria che sfiderà i biancorossi per riconquistare la A1. Con Marco Stabili. Trieste contro Cantù, 2 piazze storiche della pallaspicchi italiana, si contenderanno la Serie A1. Nell'altra finale le pronosticatissime Trapani e Fortitudo Bologna. Si parte martedì 4 a Desio per una sfida che vede opposte la seconda forza del girone verde alla quinta del girone rosso. Difficile riferimento alla gara persa il 17 febbraio senza Reyes in campo. I canturini hanno chiuso la regular season con un record di 17 vittorie e 5 sconfitte, arrivando poi in finale battendo
per 3-1, prima Cividale e poi Udine, quest'ultima sconfitta al supplementare in una gara all'ultimo respiro. Insomma, percorso più sofferto ai playoff per gli uomini di Davis Cagnardi, che hanno però trovato due squadre probabilmente più in forma rispetto a Torino e Forlì, con cui i biancorossi hanno fatto però un percorso netto condito da 4 vittorie in trasferta. A guidare la squadra, che vede come DS Fabrizio Frates, c'è il play, ma forse sarebbe meglio dire combo guard, Anthony Hickey, un folletto di 1,80 m, capace di costruire per sé e per la squadra, l'anno scorso protagonista anche in Europe Cup, che viaggia ad oltre 14 punti e 4,6 assist a partita. Accanto a lui c'è Riccardo Moraschini, sogno del mercato di metà stagione anche per i biancorossi, che oltre ai 10 punti garantisce difesa, solidità fisica e esperienza ai massimi livelli. A completare gli esterni in quintetto, l'ala serba di formazione italiana Stefan Nikolic, 2,3 m e quasi 10 punti a gara, mentre l'ottimo Lorenzo Bucarelli, guardia di quasi 2 metri, esce dalla panchina. Fornitissimo il pacchetto lunghi, dal centro puro Christian Burns, con passato anche in nazionale, all'eccellente Baldi Rossi, realizzatore da oltre 14 punti, conditi da 6,6 rimbalzi, sino al verticale Solomon Young, 13 punti e quasi 5 rimbalzi a gara. Una squadra con taglia fisica pari, se non superiore a Trieste, e grande muscolarità. Non ci sarà quindi il vantaggio sotto le plance che i biancorossi hanno potuto vantare nelle 2 precedenti serie playoff. Piuttosto risulta evidente che se sugli esterni l'apertura all'area avversaria potrebbe mettere in difficoltà i nostri piccoli, nel ruolo di Reyes, ovviamente schierato da ala piccola, sarebbe difficile trovare un canturino in grado di inseguirlo in movimento, andando alle altre chiavi e tenendo come assodato il rendimento di uomini come Ruziere e Brooks, e chiaramente Filloi, l'uomo che per classe e tiri impossibili quando servono non esiste sulla panchina avversaria. Dunque, le trovate dell'argentino, l'atletismo in movimento di Reyes, se starà bene, e la panchina lunga nostrana, con i minuti qualità di Ferrero e Menalo in particolare, ma pure di Bossi e De Angeli, potrebbero rappresentare i 3 aspetti in positivo in grado di orientare la serie per la squadra di coach Jamion Christian. In chiusura ancora una notizia: sono 531 i candidati attesi domani all'Università di Trieste per la prima sessione delle prove di ammissione a medicina e odontoiatria, in programma in contemporanea in tutta Italia. L'Ateneo, riporta una nota, sarà sede di svolgimento del primo test per 524 aspiranti camici bianchi residenti nella nostra regione, nelle province di Trieste, Gorizia e Pordenone, e per 7 cittadini comunitari residenti all'estero. Oltre il 70% degli iscritti sono donne, 376. La prova si svolgerà alle 13 nell'edificio H3 del campus di Piazzale Europa. La seconda sessione è in calendario il prossimo 30 luglio. Infine vi ricordo che domani mattina a Sveglia Trieste avremo ospiti Anna Maria Cisint, sindaco di Monfalcone, candidata alle europee per la Lega, e Lucrezia Kermaz, candidata per Autonomia Popolare, sempre per le europee. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata a tutti voi.